Appassionati di hockey pista, buonasera a tutti, ben collegati al Palatori di Sarzana per la terza giornata di campionato hockey Sarzana contro Amatori Vasken Lodi. Un saluto da Lorenzo Menè, questa sera insieme a me anche Paolo Virdi. Buonasera Paolo. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, finalmente ci siamo, una partita che negli anni è sempre stata sempre più accesa tra Sarzana e Lodi. Ricordiamo nella scorsa stagione si sono affrontate 6 volte le due squadre, 4 le vittorie per il Lodi, poi un pareggio e la vittoria del Sarzana ai rigori dopo il 2-2, questa nei playoff. Un classico dell'hockey moderno. Il Sarzana in questi ultimi 6 anni ormai ha sempre alzato il livello e in queste occasioni insomma sono ormai partite di cartello, perché alla fine le finali europee, le vittorie di Coppa Italia, insomma le semifinali di scudetto, Sarzana è una delle grandi dell'hockey italiano, non si può negare. Sì, due squadre che negli ultimi anni sono sempre state vicine nella classifica. Andiamo però a sentire le parole dei due mister nel prepartita. Con il mister del Lodi, mister Pierluigi Bresciani, buonasera mister. Buonasera a voi. Qui per Lodi Sarzana, la terza di campionato, Lodi che arriva da una partita con un esito estremamente positivo, 4-0 con il Viareggio e 2 settimane per preparare la partita di questa sera. Come sono preparati i ragazzi, come sta la squadra e cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Allora, sì, abbiamo iniziato bene, però purtroppo sarebbe stato bello con l'entusiasmo continuare su a giocare, però purtroppo abbiamo avuto problemi col palazzetto e non abbiamo potuto e abbiamo fatto anche fatica a allenarsi la prima settimana perché siamo dovuti andare a Grate, spostarci un po', però i ragazzi veramente si sono allenati molto bene. La seconda settimana meglio, ci siamo allenati bene, preparando bene la partita, ci manca il ritmo partita, sappiamo che stasera sarà una partita difficilissima perché è una squadra molto esperta, il Sarzana, e ho visto la partita con il Viareggio, sicuramente non demeritava, forse il Sarzana ha creato tanto, bravissimo il Viareggio, anche il Viareggio ha fatto un'ottima partita, però il Sarzana ha creato tanto, perciò bisogna fare, per portare a casa il nostro obiettivo stasera bisogna fare la partita perfetta. Amatori Vasken Lodi che rispetto alla stagione scorsa ha avuto un solo cambiamento, la nuova aggiunta Francesco Compagno, invece gli altri giocatori tutti riconfermati quest'anno. Quanto sarà importante il giocatore internazionale come Compagno nelle meccaniche di gioco e quanto invece è importante per lo spirito della squadra e per gli schemi del gioco avere gli stessi giocatori che giocano insieme da anni? Sì, quello è importante, che loro si conoscono tantissimo, i giocatori insieme si conoscono, però comunque ogni anno si cambia un po' il metodo di giocare perché comunque è anche bello non riproporre sempre le stesse cose, cercare di innovarsi, di aggiornarsi e questo qui è importante secondo me. Compagno deve essere il valore aggiunto alla squadra, non è, cioè lui deve essere il valore aggiunto, non la squadra che si aggiunge al Compagno, lui che è il valore aggiunto alla squadra, perciò questo, e se è così, è fondamentale. Alla terza di campionato il Sarzana deve affrontare l'Amatori Vasken Lodi, una sfida difficile in cui le due squadre si conoscono bene, l'anno scorso si sono affrontate 6 volte nella totalità della stagione, un Sarzana che arriva da un punto in 2 partite. Come stanno i ragazzi e come li ha preparati per questa serata? No, i ragazzi stanno bene, abbiamo già parlato e metabolizzato il discorso Viareggio. E comunque la prestazione c'è stata e alla grande, quindi sappiamo solo che è stato un passo falso, una caduta, ma conosco perfettamente i ragazzi, so che ci rialzeremo e lo faremo alla grande. E niente, questa settimana abbiamo lavorato tanto comunque sulla mentalità, abbiamo lavorato sulla preparazione difensiva e offensiva, ma chiaramente il Lodi, come ho già detto in precedenza, prepararlo è un po' complicato perché ha tantissime soluzioni offensive, quindi ha sia qualità individuale ma collettiva e quindi non puoi, è un po' la coperta corta, non si può insomma, prevedere tutto. Ecco. Sarzana Lodi che, come ho detto, si sono già incontrate l'anno scorso 6 volte, tra le 2 volte in campionato di stagione regolare e poi le 3 partite di playoff e la partita di Coppa Italia. Quanto influisce il fatto di conoscersi così bene tra le due squadre? Ma io penso che ogni stagione, ogni partita ha la sua storia. È chiaro che
questa partita qui è un po' un must degli ultimi 2 o 3 anni, e io chiaramente l'ho vissuta anche da giocatore. E sì, un po' influisce, però fino a un certo punto. Credo che stasera sarà completamente un'altra partita. E come ho già detto in precedenza, il Lodi si è anche rinforzato, ha preso un talento cristallino come compagno, un giocatore internazionale. Però credo che ogni partita, come detto, ha la sua storia, e quindi stasera, a prescindere da tutto quello che è stato in passato, vedremo cose nuove, sicuramente un'altra partita. Quello che di sicuro ci sarà tanto carattere e tanto orgoglio, quello sicuro. Assolutamente, ben descrive lo stile che vuole adottare in questa squadra, in questa stagione. Ora, come ben dice il mister, una partita che deve essere diversa anno dopo anno, stagione dopo stagione, non importano sicuramente i risultati degli altri anni, nonostante siano stati interessanti. Assolutamente, questo è verissimo. C'è da dire anche che l'approccio a questa partita da parte delle due squadre è differente. Il Sarzana che arriva da un solo punto, da una sconfitta, il Lodi non gioca da 15 giorni, quindi comunque c'è anche quel fattore di, diciamo, insicurezza, no? Dove i rossoneri alla seconda in casa su 13 partite già sono chiamati a vincere. Il Lodi ha vinto bene a Viareggio, ma arriva qui comunque con 2 settimane e deve ripartire in sostanza da zero in una pista molto difficile. Certo, dovrà essere bravo mister Bresciani a fare quello che sa fare meglio, lo ha dimostrato in questi anni. Comunque non è mai facile, specie all'inizio stagione, risvegliare una squadra che, come abbiamo detto, come ha detto il mister, i ragazzi si conoscono molto bene e il talento certamente non manca, ci aspetta uno spettacolo, 50 minuti di spettacolo, questo è sicuro. Ora Sì. Gli spalti sono sempre più pieni, il clima è sempre più caldo. Sarzana Lodi, fin dalla sua prima partita, dalla Genesi, è sempre stata una gara col palazzetto pieno, cioè il vecchio mercato è sempre ribollente, non si può dire, ormai sono passati 15 anni da quel debutto in cui vinse all'esordio in Serie A1, io me lo ricordo perché c'ero, e da lì insomma è nata una storia lunghissima e che adesso appunto la vede come una partita tra le grandi. Assolutamente, qui palazzetto sempre pieno, specialmente quando capitano squadre come anche l'Amatori Vascan Lodi, che c'è da dire una delle curve più calde della 1 sicuramente. Storicamente, certo. Però nel post-mondiale abbiamo visto a Follonica un palazzetto pieno, a Forte un palazzetto pieno in Supercoppa e tanta gente ai palazzetti. Quindi anche Monza Sarzana c'era un buon afflusso di pubblico. Diciamo è rimasto un po' questa voglia, o magari è riemersa, poi sono tornate anche tante piazze come Viareggio ad esempio. Quindi... Vero, sicuramente il segnale post mondiale è positivo. Intanto le formazioni in pista che le due squadre appena annunciate dall'annunciatore. Ok, Sarzana con la sua seconda divisa questa sera totalmente bianca, Amatori Vascan Lodi con la sua tipica giallo-rossa, calzoncini rossi invece. A dirigere l'incontro i signori di questa sera Alfonso Rago e Francesco De Palma da Giovinazzo e Matteo Righetti dalla provincia di La Spezia come arbitro ausiliario. Diamo invece una rapida occhiata alle due formazioni che si sfideranno questa sera. Per l'Hockey Sarzana con il numero 10 primo portiere Simone Corona, numero 9 per Domenico Illuzzi, numero 11 capitano Davide Borsi, 17 Xavi Rubio, numero 24 Lorenzo Angeletti, 77 Cosimo Mattugini, 78 Facundo Ortiz, 79 Mirko Tognacca, 88 Francesco De Rinaldis, numero 16 secondo portiere Francesco Venè, mister Sergio Festa. Per invece l'Amatori Vascan Lodi con il numero 12 il capitano e primo portiere Valentin Grimalt, numero 4 Lorenzo Giovannetti, numero
5 Alessandro Faccin, 7 Pablo Naera, 9 Felipe Fernandez, 44 Davide Nadini, 63 Morgan Antonioni, 68 Liam Bossetto, 77 Francesco Compagno, 49 secondo portiere Riccardo Porchera, allenatore Gigio Bresciani. Coppia arbitrale inedita, abbiamo ormai Alfonso Arago che è esperto internazionale, De Palma invece è la prima volta che lo vediamo a questi livelli, però insomma sono entrambi giovinazesi, quantomeno di origine. Certamente è un inizio importante Per De Palma sì. Poi questa è una pista piccola e quindi i contrasti sono più veloci rispetto al resto delle piste d'Italia. Il gioco è molto più rapido, ci sono più contrasti e contatti proprio per mancanza di spazio fisico, quindi è una pista particolare, ecco. Una pista Diciamo quindi che servono arbitri che sappiano arbitrare. certamente una pista quindi difficile a 360 gradi, possiamo dire. Certo. No, poi certo, lo dico sempre, lo dico da sempre, in qualsiasi mia telecronaca questa società merita un palazzetto degno di quello che ha fatto Maurizio Corona e Sarzana in questi anni. Assolutamente. Questo è oggettivo. Assolutamente. Tanto possiamo già ben vedere il quintetto iniziale del Lodi, Faccin già con la pallina sul centrocampo, insieme a lui schierati in pista Fernandes, Naera e il nuovo arrivo Compagno, in porta ovviamente il capitano Grimald, reduce del mondiale già citato, mondiale di Novara giocato a settembre. Ce ne sono 3 in pista. Ce ne sono ben 3, sì. Con Faccin e Checco Compagno. Quintetto invece del Sarzana che vede Simone Corona che ha già a discutere con la curva lodigiana, davanti a lui Ortiz, Rubio, Illuzzi e Davide Borsi, il quintetto iniziale ufficiale potremmo dire di questa stagione. Ecco il fischio dell'arbitro, si comincia già con la pallina in possesso del Lodi, Compagno che cede a Fernandez, si torna da Compagno, difesa del Sarzana molto avanzata, c'è già il primo tiro di questa gara, tiro da lontano di Compagno, quasi a liberare, però in realtà era, possiamo dire, un bel tiro, para bene Corona. Sì, anche perché poteva essere coperto Simone e invece lui è un portiere di posizione, sempre molto reattivo. Comunque ecco, parlando di azzurri, Simone era la Coppa delle Nazioni di Montreux, quindi anche lui rientra tra uno degli arbitri, dei portieri più forti d'Italia. Tanto parlavo di arbitri perché c'è stato il primo fischio in angolo qui sotto. Primo fischio, sì, del giudice di gara, possesso palla del Sarzana in posizione interessante, già battuto i rossoneri, Borsi all'indietro per Xavi Rubio che tenta di prendere velocità, il tiro di Rubio ma la pallina va sopra la traversa, nulla di fatto qua per lo spagnolo. Riparte allora il Lodi con Compagno all'indietro per Naera, tenta di prendere velocità lo spagnolo, all'indietro per Faccin, di nuovo Compagno, gioca avanzato la difesa del Sarzana, un altro tiro di Compagno e la potenziale ribattuta di Fernandez che però trova la stecca di Simone Corona. Questo è un grande intervento perché lì avrebbe potuto segnare praticamente indisturbato e invece Simone ha messo la stecca, ha fatto davvero un gran lavoro, ma poi lui è bravissimo in queste situazioni a terra a uscire col bastone. Continua intanto il gioco offensivo del Sarzana, in mezzo a 3 Facundo Ortiz, anzi insieme a lui a dargli una mano anche Illuzzi. Arriva alla fine il fischio dell'arbitro, l'esito è ingaggio a 2. Sì, erano in 5 in 2 metri quadrati, adesso ci si spintona un po' di... Anche due scintille tra Ortiz e Compagno, gli arbitri però chiariscono subito e calmano gli animi, almeno questo è l'intento, diciamo. Beh, qui già De Palma dialoga con Ortiz e Compagno, quindi non c'è warning, ma insomma solo riportare a posto le cose. L'esito però non cambia, il ingaggio a 2, ad abbattere proprio Ortiz, dall'altra parte il grande ex lodigiano Naera. Ecco già battuto, a prendere palla è proprio lo spagnolo Naera che
supera i Luzzi in velocità, si porta avanti, ora però sbatte contro la balaustra dietro la porta del Sarzana, recupera palla il capitano rossonero Davide Borsi in lotta proprio contro Naera. Recupera palla il Sarzana, ripartenza dei rossoneri, Xavi Rubio manda in mezzo la palla per Ortiz, ma si butta a interrompere il passaggio Grimalt. Nulla di fatto però per questo contropiede velocissimo del Lodi. Può ripartire il Sarzana con Xavi Rubio. Sì, c'è stata davvero tanta intensità in questo inizio, tanti contrasti, uomo contro uomo, anche un po' di nervosismo se vogliamo per situazioni che abbiamo spiegato in precedenza. Adesso attenzione a questo 3 contro 2 che con compagno c'è Facin, passaggio di 2 mm fuori misura. Ecco che recupera la pallina il Sarzana. Davide Borsi all'indietro per Rubio. Il blocco di Ortiz, Rubio riesce a far arrivare la pallina a Borsi, si torna da Rubio, ancora il capitano in avanti per Ortiz, difesa larghissima qua del Amatori Basken Lodi a pressare quasi a tutta la metà campo praticamente i giocatori del Sarzana. Rubio, ora Borsi con il rovescio da lontanissimo, la deviazione di Fernandez che manda la pallina direttamente sugli spalti. Fernandez che ha iniziato veramente molto bene la stagione, a Viareggio ha giocato una signora partita, se non sbaglio 3 reti, adesso vado a memoria per il portoghese, ormai la terza stagione anche lui, come dicevi, Lodi è una squadra rodatissima che ha comunque le proprie geometrie in cui comunque il compagno non farà sicuramente fatica di serie. Sì, giocatore importante sicuramente della formazione di Bresciani. Tanto qua l'azione del Sarzana che non va a buon fine, anzi terminano i secondi per la conclusione di questa. Può ripartire allora l'Amatori Basken Lodi con questi passaggi larghissimi a tagliare la difesa del Sarzana. Fernandez per Naera, si torna dal portoghese, lo scatto di Fernandez del finta di piatto in avanti verso Naera che sbaglia il suggerimento per Facin, la palla però arriva lo stesso. Continua il possesso palla dei giallorossi, il tiro potente, bello, ma devia bene Simone Corona, ancora una volta salva il Sarzana. 3 interventi di Simone e belle parate, tra l'altro tutte e 3 differenti, una a destra, una con la stecca e questa allungandosi sulla sua sinistra. Tanto un'altra occasione, un'altra conclusione del Lodi, questa volta di compagno che però prende direttamente i pattini di Capitan Borsi. L'azione però prosegue con il possesso palla dei giallorossi. Naera, è velocissimo Naera, cede a Facin e si butta in mezzo, però non c'è lo spiraglio giusto per procedere, allora si torna da compagno, ancora Naera ma ci mette la stecca Domenico Illuzzi e ferma tutto. Tiro di compagno, ripartenza potenziale del Sarzana. Ortiz all'indietro per Rubio, ancora resto in avanti per Illuzzi, Borsi costretto a rallentare il capitano del Sarzana. Fondamentale il pressing del Lodi. Assolutamente, dici proprio bene, perché comunque riesce sempre a chiudere gli spazi, il raddoppio sistematico e imbriglia tantissimo il Sarzana, tant'è vero che finora Grimalt sostanzialmente, a parte un tiro da lontano, non è mai stato impegnato. Ecco ora il contropiede del Lodi, in superiorità numerica, il 3 contro 2 non va a buon fine il passaggio di Rubio, però qua c'è la steccata direttamente sulla schiena di Fernandez ed è rosso. Non l'ho vista. Steccata a girarsi di Xavi Rubio sulla schiena di Fernandez, è eclatante, ma l'arbitro non ha avuto dubbi, ha tirato subito fuori il cartellino rosso. No, ma poi non ci sono neanche le proteste, cioè lui sta parlando con Rago. Ora, se possibile, andiamo a rivedere. Non ce l'abbiamo replay, dopo, ok. Magari la rivediamo successivamente, ora non è disponibile. Ve lo rimostriamo, comunque andiamo a vederlo anche noi, se siete sul player di YouTube. Proteste vivaci di tutta la panchina rossonera. Costretto però a uscire lo spagnolo Xavi Rubio per questo esito estremamente negativo. 4 minuti in inferiorità numerica per i rossoneri e partita finita per Xavi Rubio, un nome davvero importante per questa squadra.
ancora a chiedere spiegazioni Ortiz e Corona, ma l'arbitro non ha avuto dubbi. Tanto la pallina è sul dischetto, a battere sarà Compagno contro Simone Corona per il primo grandissimo tentativo di questa sera. Il nuovo arrivo Compagno per spostare gli equilibri della squadra contro un'informissima Simone Corona per aprire la gara. Fischio dell'arbitro, parte Compagno, il gancio, un altro gancio e la rete. Splendida rete di Francesco Compagno che sblocca la gara. Velocissimo, pulito, 1-0 per l'Amatori Vascan Lodi. Ha capitalizzato al massimo, insomma, l'ingenuità di Rubio. Adesso l'abbiamo rivista qui tra noi. Fischio dell'arbitro, parte Compagno, il gancio, un altro gancio e la rete. L'arbitro, parte Compagno, il gancio, un altro gancio e la rete. Gol di Compagno, 1-0, Lodi che aveva un leggero predominio territoriale. Certo, adesso cambia tutto anche in termini di intensità e di lettura di giocate, perché Rubio è uno che sa come gestire le situazioni, sia offensive, quando c'è da portare palla se si va in vantaggio. Insomma, è una brutta tegola perché perdi oggi e anche forse la prossima. Sì, dici bene, sicuramente la prossima, se non di più. Assolutamente, una cosa che certamente peserà sulla squadra in futuro, ma anche stasera, perché come ben dici la partita ora cambierà totalmente. Quella che si stava giocando in questi primi 5 minuti, poco di più, ora cambierà a causa del gol incassato, ma anche del nome così pesante a cui dovrà sottrarsi il mister Festa. Quindi un altro ex in pista, Francesco De Rinaldi, insieme a Illuzzi. E dunque Sardana che comunque ha tutto il tempo, 19:40 alla fine del primo tempo, quindi insomma... Sì, la partita è ancora lunghissima. Vediamo cosa... Poi a volte quando succedono situazioni così subentra anche una reazione positiva dei tuoi compagni, e comunque questo è davvero il Sarzana tra virgolette con le spalle al muro, anche se comunque voglio dire sotto 1-0 e hai panchina Cosimo Mattugini che è un giocatore comunque di categoria, quindi non è che non hai campi, certo ti manca un perno. Certo, la partita è ancora lunghissima. Ecco un'azione subito del Sardana, non riesce però a essere incisivo là davanti sul rimpallo De Rinaldis. È stato un altro fallo commesso dal Sardana, questa volta fallo di squadra, il primo fallo di squadra di questa gara. Continua ora il possesso palla dell'Amatori Vascan Lodi con Filip Fernandez indietro per Compagno, il tiro di Compagno, un'altra parata, prontamente si fa trovare Simone Corona. Ripartenza allora del Sardana. Diciamo che rispetto all'anno scorso l'impatto di Checco Compagno con questa squadra si percepisce. Beh, certamente un giocatore estremamente offensivo, poi come ha ben detto, infatti, si è ben schiantato contro Nahak. Come ha ben detto però mister Bresciani nel prepartita, lui deve essere l'arma in più, quel qualcosa in più a un Lodi che gioca molto bene da tanti anni con gli stessi giocatori. Beh, poi lo sa, insomma, Checco è stato uno degli artefici dello scudetto ed anzi del double del Forte l'anno scorso, che comunque in una situazione di finale di campionato senza Ambrosio infortunato, Compagno si è preso letteralmente il Forte sulle spalle e ha vinto uno scudetto che era tutt'altro che scontato. Certo, un giocatore, un grande attaccante, ma anche un giocatore molto di carattere. Sì, 2 anni a Reus poi mi fanno crescere. Intanto prosegue la gara con questa conclusione al volo di De Rinaldis, che però non trova la porta. Un'altra possibilità per il Sardana, però recupera bene Compagno, manda avanti Facin, che però non trova lo spiraglio giusto per tirare in porta. È proprio lui adesso con la pallina all'indietro per Naera, che però non controlla bene, riesce a recuperare alla grande Ortiz. Sessione ora per Borsi, il rovescio di Borsi, ma il tiro rimane centrale, para bene Grimalt, contropiero ora del Lodi, a gestire Fernandes, dietro per Compagno che ha un sacco di spazio, prende velocità che con Compagno, taglia per Fernandes, il tiro di Fernandes e rete.
Lo dicevamo prima che il Rete portoghese annullata. è cresciuto. Sembra per una trattenuta forse a Illuzzi. C'è l'arbitro che faceva di no con la mano. È stato un tiro veramente potente di Fernandes, però per una trattenuta evidentemente viene annullata la rete. Cerchiamo di capire che cosa è successo. Intanto ho chiamato il time out, secondo time out della gara, chiamato questa volta però dal Lodi. Proteste ora da parte di entrambe le squadre, prima per il rosso, ora per il gol annullato. Sì, perché il Lodi ha preso una gran velocità, poi il taglio di Fernandes, ma è un gran tiro di Fernandes, però c'è la trattenuta. Palma che stava controllando una situazione proprio davanti a Simone Corona tra Faccina e Illuzzi. Non ho capito se Faccina ha preso, comunque ha tolto il bastone di Illuzzi, comunque situazione di confusione. Io penso e suppongo che il fischio sia arrivato parallelo al fallo, perché non ho altra spiegazione. Intanto sostituzione per il Lodi, c'è una doppia sostituzione. Entrano per la prima volta stasera Antonioni e Nadini al posto di Fernandes. Di classe 99-2002, Nadini e Antonioni, due giocatori molto fisici ma anche molto tecnici. Anche Nadini, lo vediamo là davanti con il numero 44, ha già segnato quest'anno, ha segnato il gol del 2-0 contro il CDC Viareggio. Tanto un'altra conclusione del Matori Vascan Lodi, questa volta però non riesce a spuntarla la formazione giallorossa. Può ripartire allora il Sardana. Sbaglia qui lo stop Borsi, quindi rallenta a partire il Sardana, però mantiene il possesso palla. Tanto animi che si stanno scaldando sempre di più tra le due squadre. Sì, ti volevo dire proprio questo, cioè c'è tantissima acredine, ci sono tanti contatti gratuiti e molto nervosismo. È un peccato perché poi ne perde sempre lo spettacolo. Sì, molto nervosismo, soprattutto specie tra i più giovani forse. Ma a me sembra anche tra quelli esperti. Tanto la pallina ora è per il Lodi. Ecco che riparte con possesso palla di Naera. Cambio con compagno. Naera che gli fa indicazione di far girare la palla. Palla che va ora a Nadini. Buono il blocco di Naera per l'avanzamento di Nadini, che però non trova l'occasione buona per un tiro pulito. Riparte allora il Sardana. Ortiz dall'altra parte per Derinaldis, che trova il tiro, però va a finire molto lontano dalla porta. Ripartenza allora del Lodi con Antonioni, ci mette la stecca però Ortiz, vola a terra Derinaldis, il gioco però prosegue regolare. Alla fine il fallo viene fischiato, fallo commesso dal Lodi. Sì, c'è davvero troppo il nervosismo. Ogni contatto, ogni situazione c'è qualcuno per terra. Poi insomma adesso davvero Sì, la secondo partita me tra sembra poco, conoscendo Rago, qualche blu comincia a Dici darlo che per placare, ma inizieremo a vedere altri cartellini. perché non c'è altra soluzione, perché comunque veramente se le stanno dando più del solito. Diciamo che è un rosso così prematuro che dovrebbe Sì. calmare un attimo le tensioni, o meglio, sicuramente non calmare le tensioni, ma avvertire i giocatori. Sta facendo l'effetto contrario. Un altro fallo di squadra, questa volta per il Sardana. Sì, che poi la situazione falli di squadra è ancora Sì, è relativamente bassa. norma, comunque. 2-1 credo. Sì, 3 falli di squadra in 10 minuti. Insomma, sono pochini, però Su questa pista non sono niente. no, assolutamente.
Tanto gioco che è ancora fermo per proteste, anzi no, scusate, stiamo assistendo alla sistemazione della pista, certo, però le proteste c'erano. Garofalo, lo vedete in primo, Sì. in primo piano, insomma lui forte Marmino l'anno scorso lo ha avuto tra i rossoblu, insomma. Il mondo dell'hockey è piccolo e ci si conosce tutti. Si riparte allora con questa pallina per il Lodi, compagno che in mezzo a due quasi riesce a mantenere il possesso palla, recupera il Luzzi, il tiro di Luzzi, pallina che finisce altissima, va a terminare nella panchina del Lodi. La deviazione però è stata giallo-rossa, si ripartirà dal Sarzana. Sul punto di battuta De Rinaldis insieme a Domenico Illuzzi. Tra l'altro Bresciani ha in pista una formazione ultra offensiva, perché comunque con Compagno, Nadini, Antonioni sono praticamente tutti attaccanti se vogliamo, con Nakar che fa sempre del gran gioco, anche se stasera insomma non ha ancora avuto il cambio di passo che l'ha reso famoso. Sì, l'obiettivo del Lodi in questo frangente è senz'altro dilungare il vantaggio, non fermarsi sull'1-0 che però non c'è fluidità, siamo passati 9 minuti. Sì. Stato possesso palla del Sarzana là davanti, bel passaggio all'indietro per Ortiz che però infastidito da Nadini non riesce a far avanzare la squadra. Eccolo il passaggio in avanti per De Rinaldi, il passaggio di ritorno che ora manda dall'altra parte Borsi, ora Ortiz di nuovo dal capitano Borsi, tenta di prendere velocità, poi il cambio di direzione del capitano ma sbaglia il passaggio verso l'argentino Ortiz, ripartenza allora del Lodi che però non trova varchi con Nadini che riparte dal possesso palla a centrocampo. Fallo commesso dal Lodi, la pallina che esce, fallo commesso dal Lodi, quindi si ripartirà dal sulla Sarzana. stecca del 44. Sulla pallina De Rinaldi insieme a lui il capitano Borsi, già battuto qui i rossoneri. Ripartenza allora del Sarzana. Un altro fallo di squadra, iniziano a salire anche i numeri dei falli di squadra. Qui è Grimalt che ha toccato la pallina fuori dall'area, quindi punizione dall'angolo per i rossoneri, quest'anno maglia bianca. Ecco ora Ortiz che batte dopo questa irregolarità di Grimalt, grande giocata di Luzzi che manda in mezzo all'area Ortiz, però non c'è il riflesso giusto per superare Grimalt. Che tiro potente qua ne è entrato Giovannetti, prende in pieno il palo a portiere battuto. Sì, dalla respinta di Grimalt, incredibile. Siamo passati dal no look di Luzzi che ha fatto un'azione fantastica, la conclusione fuori, la parte di Grimalt e il palo di Giovannetti che alla prima pallina che ha preso non ci ha pensato su 2 volte. Sì, sono azioni che come ben dicevamo ti può regalare una pista così piccola, no? E che può essere temibile anche per le squadre che non ci sono abituate. Ora... Sì, poi alla fine l'anno scorso 6 volte, quindi meno male quante volte hanno giocato qua? 4 mi sembra. 4 volte qua mi sembra. Campionato, playoff. Ecco che continua possesso palla del Lodi qui gestito da Francesco Compagno, ma scadono i secondi a disposizione della formazione giallorossa. Tanto era già ripartito il Luzzi per il contropiede dopo la battuta, però molto fiscali, deve perché in questa fischiare, situazione 9 su 10 si lascia correre, si gioca. Ecco che è appena uscito, c'è stato un altro cambio per il Sarzana, fuori Ortiz. Pericolosa questa conclusione di Antonioni, rischia di trovare impreparato Corona, ma con grande riflesso riesce ad arrivarci. Qui intanto è entrato Mattugini al posto di Ortiz e Cosimo è un ragazzo che comunque negli spazi brevi è molto bravo, tanta testa anche per lui. Sì, il giocatore classe 2000 cresciuto nella formazione del Forte dei Marmi. Ha girato molto negli ultimi anni Mattugini, comunque Vercelli, Montebello, di qua ha girato molto,
adesso magari a Sarzana potrebbe trovare la sua stabilità e proseguire nella sua crescita, perché è veramente un giocatore molto, molto interessante. Sì, è cresciuto, come dicevo, nelle giovanili del Forte, con cui nel 2018-19 partecipa alla vittoria dello scudetto dei rossoblu. Successivamente passa alla rosa del Correggio, del Vercelli, del Montebello, e l'anno scorso insieme a Rubio ha giocato prima nel Vercelli, poi a metà campionato è passato come Rubio al Giovinazzo. 17 reti per lui in campionato la scorsa stagione. Sì, poi quando cambi campo, attenzione, intanto compagno è proprio Mattugini che ferma l'azione, molto bravo. Contropiede ora del Lodi, che fa entrare anche l'ultimo cambio della gara, squadra completamente nuova rispetto ai 4 titolari. È appena entrato Bozzetto sotto il contropiede del Sarzana, a Grimaldo sdraiato, non riesce Mattugini a buttarla dentro, incredibile. Mamma Tanto mia. un altro fallo di squadra commesso dal Sarzana. Qui Bozzetto ha perso una pallina sanguinosa e poi è riuscito a recuperare su Mattugini. Gran peccato, era un'ottima occasione per il Sarzana di Rinaldis, che fa sdraiare completamente Grimalt, non riesce però, data la gran velocità, Mattugini a buttarla dentro. Riparte intanto il Lodi dopo quest'ultimo fallo di squadra del Sarzana. Il tiro di Antonioni però direttamente sui parastinchi di De Rinaldis. Rinaldis che va a pressare fino alla porta del Lodi. Morgan Antonioni, qui c'è il fallo proprio di Antonioni su Mattugini, due che entrambi sono cresciuti nel Forte dei Marmi, 2 anni di differenza fra i due, hanno giocato praticamente tutte le giovanili insieme. Sì, e poi sono esplosi a Lodi sostanzialmente, alla corte di Bresciani, altro che Marmini. Un'altra occasione per il Sarzana, questa volta il tentativo è l'alza e schiaccia di Illuzzi, ma non riesce a colpire bene il numero 9. Ripartenza ora del Sarzana, intanto a terra Giovannetti e De Rinaldis, ma l'azione prosegue con il possesso palla del Sarzana, che termina proprio con quest'ultimo passaggio di Borsi. C'è anche il fallo di squadra commesso da Illuzzi. Ripartenza allora del Lodi, Giovannetti finta il tiro, poi manda questa pallina in mezzo verso Nadini, che però era già a terra. Tiro al volo questa volta di Illuzzi. C'è un altro cambio per il Sarzana, per la prima volta in questa stagione dentro Mirko Tognacca, appena entrato per dare anche un po' di fiato a De Rinaldis. Del Lodi che prosegue con un bel passaggio di Bozzetto verso Antonioni, che però ha la visuale molto bloccata, non riesce a trovare un tiro pulito. Là davanti cerca il possesso palla, di mantenere il possesso palla Tognacca, ma il duello con Giovannetti non termina bene. Giovannetti che recupera e fa ripartire il Lodi. Ora Bozzetto verso Antonioni, dietro per Giovannetti, finta il piatto Giovannetti, si torna da Bozzetto, su di lui Borsi, allora va da Antonioni, ora Giovannetti in avanti verso Nadini, gran passaggio di Nadini a interrompere, però c'è un ottimo Corona, e là davanti Mattugini, bella questa azione personale di Mattugini che tenta subito il tiro, ma questo non finisce bene. Un'altra ripartenza per il Sarzana, Illuzzi, là davanti Mattugini da solo, grande occasione sprecata del Sarzana. È la seconda volta che vanno con un extra volta. pass per cercare l'uomo smarcato anziché tirare davanti a Grimaldi. Tanta generosità, però forse a volte. Una grandissima occasione per il Sarzana, che praticamente 3 uomini contro il portiere non sono riusciti a trovare il tiro finale. Forse un portiere così importante come Grimaldi può intimidire un attaccante là davanti che sta cercando ancora il primo gol della serata. Sì, poi ci stavano i passaggi, per carità, perché cerchi l'uomo smarcato. Comunque adesso il Sarzana sicuramente meglio del Lodi e con in pista un giovanissimo come Tognacca e Mattugini. Ecco il Lodi che prosegue con il suo possesso palla là verso il centro del campo. Giovannetti, il tiro da lontanissimo di Giovannetti, più un passaggio verso la porta, diciamo, ci va a coprire con il pattino Corona, che manda il contropiede, fa partire il contropiede di Mattugini, che però è già terminato. Ora superiorità numerica davanti del Lodi, che vede il finale di questa azione col tiro di Giovannetti. Ora contropiede Ortiz,
Appena rientrato Ortiz, subito al tiro, però c'è la buona copertura di Antonioni. Sì, credo che ci sia in pista il Sardana più giovane possibile, con Mattugini, Ortiz e Tognaca. Intanto attenzione a Bozzetto, Giovannetti che ha avuto finora un ottimo impatto sulla partita. Assolutamente. Intanto c'è il fischio dell'arbitro che invita a dare un attimo di tregua al portiere argentino. Grimaldi ha bisogno di dare una sistemata al casco. Entra anche Fernandez. Sì, è appena rientrato Felipe Fernandez, autore del gol che poi è stato annullato. Qui l'ultima occasione del Sardana, abbiamo appena rivisto. Sardana che ha una buona opportunità da una posizione davvero invidiabile, possiamo dire, dal limite dell'area, davanti alla a fare barriera ben 3 giocatori. 5 metri e mezzo, perché 10 centimetri fuori dai 5,40. Ecco che batte il Sardana, Borsi là davanti manda Mattugini che tenta l'alto e schiaccia, ma a terminare questa conclusione è la difesa del Lodi. Intanto prosegue l'attacco del Sardana, ancora Mattugini, ora dentro l'area del Lodi, tiene la pallina indietro verso Ortiz che tira ma trova la buona risposta del connazionale Grimalt. Ripartenza allora del Lodi, Fernandez indietro per Giovannetti, si torna da Fernandez, è velocissimo Felipe Fernandez, ma su di lui c'è la marcatura di Facundo Ortiz. Ora la doppia marcatura, fischio dell'arbitro, può ripartire con calma il Sardana. Sulla battuta Borsi e Ortiz, pressing del Lodi a tutto campo, anche Giovannetti là davanti a tenere Tognaca. Poi hai visto, sono entrati nuovi attori e anche calata, diciamo, l'intensità, perché prima c'era veramente un contrasto cattivo a ogni azione, invece ora si pensa più a giocare, magari anche un po' la credi è andata un po' a scemare. Sì, siamo entrati in una fase di gara sicuramente diversa da quella che abbiamo visto prima. Sicuramente bene il Sardana in questo momento, ha avuto 3-4 palline comode e adesso ancora Tognaca che si allarga un po' troppo, difficile sfuggire qui alla marcatura di Fernandez, ma la pallina ancora dei rossoneri, il tiro da lontanissimo di Ortiz, però sembra che siano scaduti i secondi a disposizione per superare la metà campo. No, come non detto, ci sono da risolvere le condizioni della pista davanti alla panchina del Sardana. In caso, come ben dicevi, Sardana che sta giocando in maniera molto più offensiva, sta concedendo poco a Lodi, sta creando tantissimo là davanti, tante bellissime occasioni in questi ultimi minuti. No, poi ha trovato anche la quadra difensiva, perché poi riesce a ripartire. Davvero quei due extra pass erano comunque situazioni realmente pericolose, occasioni nitide. Vediamo come saranno questi ultimi 7 minuti e 20 di primo tempo. Dovrà ripartire il Lodi dopo questa piccola interruzione. Il problema è che c'è dell'acqua in pista, come vedete da questa inquadratura, ed è tanta, quindi anche con lo spazzettone non si riesce ad asciugare la macchiolina in sudore come il solito. Fino a un pochino si può fare, però poi diventa un problema. Questa superficie si scivola ancora di più che su altri palazzetti. Questo sembra banale, ma in realtà è un problema. Tanti giocatori che anche nel tempo fermo continuano a studiarsi. Sì, vabbè, oddio. Dall'altra parte c'è Grimaldi e Borsi che se la stanno raccontando. Sì, bella l'incontro dei due capitani, diciamo, a tempo fermo. Qui inquadrato in panchina del Sardana c'è il Luzzi che freme dalla voglia di entrare, invece il grandissimo ex della gara, lo diciamo, uno dei giocatori più importanti nella storia
Giallorossi. del Lodi, Domenico Illuzzi, giocatore che ha giocato 9 stagioni al Lodi, il classe 89, cresciuto nelle giovanili del Giovinazzo, approda al Lodi nel 2012 e se ne va solo nel 2021. È stato protagonista di tutte le principali vittorie, se vogliamo, dei giallorossi. Assolutamente. Siamo finalmente ripartiti. A gestire ora la pallina il Sardana con Ortiz che cede a Tognacca, dall'altra parte si va da Borsi che non trova spiragli giusti, allora manda la pallina lunghissima alla ricerca di Mattugini, però sembra quasi più un tiro piuttosto che un passaggio, difficile da fermare. Può ripartire il Lodi. Naira cede a Fernandez, la corsa di Fernandez, questa pallina in mezzo per Bossetto che però non riesce a colpire al volo. Riparte allora la formazione rossonera. Tognacca, Ritmi che si sono abbassati, qui invece Nakara hanno recuperato una pallina abbastanza agevole su una mancata protezione di palla di Tognacca. ora Bossetto, Giovannetti indietro per Fernandez, cambio con Naera, buone possibilità per Naera che si libera benissimo, un altro tiro, un grandissimo palo di Giovannetti, qui la porta quasi, portiere quasi sdraiato Simone Corona, trova il palo il numero 4 lodigiano. Li ha battezzati tutti e due, quello di destra prima e quello di sinistra adesso. Occhio a Borsi che recupera. Gli manca la traversa e poi sperare nella rete, nella finale rete. Sì, un'altra occasione buona per il Sardana, si libera benissimo Ortiz, poi questa palla che finisce lontana dalla porta. Sì, in realtà Grimaldi non è che abbia compiuto così tanti miracoli finora, però la pressione dei padroni di casa è stata importante in questi, crescendo soprattutto in questi ultimi 10 minuti. Tanto chiamato il terzo time out del primo tempo, chiamato dalla panchina rossonera, ultimi 5 minuti 54 secondi da giocare, la squadra dovrà senz'altro ritrovare, o meglio mantenere il ritmo che ha dimostrato di possedere negli ultimi minuti di gioco, un ritmo di una squadra molto offensiva che per l'appunto sta creando tantissimo, sta tirando tanto, magari un po' più di coraggio forse là davanti. Eh sì, però bisogna anche trovare gli spazi, secondo me il coraggio non manca, sugli spazi quelli che mancano, che comunque Lodi da sempre basa il suo gioco sulla fase difensiva. Intanto mi ero distratto su un altro sarzanese perché Novara è avanti 3-2 a Giovinazzo e il gol del 3-2 è di Elia Petrò, un altro che comunque è nato qui. 3-2 è sicuramente una partita intensa. Anche per il papà che è a casa a guardare. Che è a casa a guardare probabilmente da Sardana. Esatto. Intanto Viareggio Sandrigo 2-0, Monza e Vadano 0-0 e appunto il Novara sta vincendo 3-2 a Giovinazzo, una partita che è iniziata alle 20 e mancano 5 alla fine. E blu a Paolo Colamaria. Tanto qui al Palatori siamo in attesa che venga recuperata la pallina, terminata sotto gli spalti. Formazione del Lodi che si aggiorna nuovamente. In pista ora ci sono Compagno, Facin, Naera e Fernandez. Sì, se non sbaglio è lo starting five. Ecco che riparte il gioco, pallina gestita dal Sardana, palla lanciata in avanti verso Mattugini, ora Ortiz, cambio con Borsi, si libera là davanti Mattugini, il rovescio di Borsi che però trova il muro, stavolta di Fernandez, ben recuperata quindi la pallina dai giallorossi.
Pacin che tenta di mandare avanti Keiko Compagno, scambio con Fernandez, prende velocità Fernandez, ci tira direttamente in porta, ma preparatissimo ancora una volta Simone Corona. Ora la ripartenza del Sarzana che però non va a buon fine, qui di Ortiz. Fernandez, grande tunnel su Mattugini, però non riesce ad avanzare il numero 9 giallo-rosso. Mattugini da davanti riesce a smarcarsi e tira direttamente da, una volta superato Compagno, ma primo palo ben coperto da Grimalt. Ora la ripartenza del Lodi, Compagno in no look che tira direttamente in porta, ma c'è la copertura del difesa sarzanese. Sì, qui Nacher ha cercato la schiaccia, adesso ha dato De Rinaldis ad abbracciarlo perché insomma l'ha colpito involontariamente. I due poi sono stati compagni di squadra qui. Quando Pablo arrivò da Reus. Sulla pallina può ripartire il Sarzana, ora il neo entrato Domenico Illuzzi. Pallina adesso in avanti verso De Rinaldis che però non controlla bene, allora ripartenza del Lodi con Naera, scambio con Fernandez che velocissimo va da Compagno, però il passaggio non è troppo preciso, costretto a rallentare qui Keiko Compagno. Ancora scambi tra Naera e Compagno, infine va al tiro il classe 99. Qui pallina che è alta, riesce ad arrivare direttamente verso la porta del Lodi, a gestirla Borsi che tenta questa pallina in mezzo verso Ortiz, ma ci mette la stecca Grimalt, interrompe bene il passaggio. Da tutt'altra parte ora si gioca con Filippo Fernandez dietro la porta del Sarzana in attesa dell'uomo da servire. Eccolo Francesco Compagno da lontanissimo, finta bene il piatto, ripartenza del Sarzana, Facundo Ortiz, velocissimo Ortiz, vola in mezzo all'area e si rantola per un colpo subito, sembra in piena testa. Fallo che non c'è, il gioco è regolare secondo l'arbitro, però il colpo sembra averlo subito in testa. Rivediamo qua l'azione, velocissimo Ortiz, forse ha subito un colpo, forse la stecca di Grimalt, però era già a terra Ortiz. Si rialza intanto. In queste occasioni comunque l'arbitro deve fischiare sempre quando c'è l'infortunio alla testa. Era una grandissima occasione, è stato veramente veloce Ortiz. Deve uscire, infatti. Dovrà uscire, sì, certo. No, poi quando hai questi contatti con la nuca, col cuoio capelluto, con la stecca, rischi sempre di tagliare, si apre facilmente. Certo. Poi era lanciato anche a grande velocità. Certo, velocissimo, bloccato solo da la stecca di Grimalt che con la grande esperienza riesce a interrompere il connazionale. Tanto per la prima volta in questa stagione vediamo Lorenzo Angeletti per il Sarzana che subentra al posto di Ortiz. Prodotto della cantera sarzanese. Assolutamente, giovanissimo, il classe 2006, nato e cresciuto nelle giovanili del Sarzana che da anni partecipa attivamente al campionato di A2. Nelle giovanili del Sarzana ha vinto il campionato Under 19 nella stagione 2021-22 e la Coppa FISR nell'Under 23 nella scorsa stagione. Nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia ha segnato in A2 12 reti. Beh, per essere un ragazzino. Sì, un ragazzo che fa ben sperare per il futuro del Sarzana sicuramente. Poi, insomma, Maurizio Corona ci tiene sempre particolarmente al proprio settore giovanile. Io ricordo in occasione di una finale forse a Lleida di VS Cup, lui anziché essere con la squadra era alle finali giovanili di Forlì, se non sbaglio, perché proprio predilige, so che vede tutte le partite dei ragazzini, insomma non sono molti i presidenti di A1 e A2 che sono presenti a tutte le partite delle giovanili, insomma a volte vengono anche un po' così diciamo snobbati perché si pensa solo alla prima squadra. Per Corona non è così. Certo, grande voglia, grande interesse del presidente. Passione soprattutto. Quanto è ripartita la gara, la pallina all'indietro verso Borsi, ora in avanti per il Luzzi, tentano di farsi vedere i compagni ma
sono pochi spiragli lasciati liberi dai giallorossi. Palla in avanti verso Borsi, Angeletti, Illuzzi, su di lui c'è Compagno, allora si va da Borsi, ora De Rinaldi, il blocco di Angeletti che però non riesce bene, non si libera bene De Rinaldis, palla verso il capitano che tenta il rovescio, tenta il tiro da lontano però bloccato subito. Continua il gioco del Sardana, il tiro da fuori di De Rinaldis che è però un po' troppo lontano dalla porta. Termina così l'azione del Sardana, i 45 secondi del Sardana. Può ripartire allora il Lodi, questa palla in avanti verso Faccin, ben interrotta con il pattino da De Rinaldis, tiro potente di De Rinaldis che però non trova bene la porta, pallina che termina lontana dal primo palo. Nel caso possesso palla è ancora rossonero, in avanti verso Angeletti, ora Borsi, Illuzzi, fa vedere da davanti Angeletti, eccolo che riceve palla, in mezzo cerca di smarcarsi De Rinaldis, ma sono due uomini su Angeletti e non riesce a mantenere il possesso. Allora ripartenza dei giallorossi, Compagno, fa vedere Naera, eccolo che riceve ma con due tempi per stoppare la pallina. Sta palla in mezzo pericolosa verso Faccin, ma ancora una volta una stecca sardanese a interrompere Angeletti. il passaggio. Tiro È stato potente. Angeletti a chiudere la diagonale difensiva sul secondo palo, è stato lui a fare quel bel movimento difensivo a destra. Un altro grande intervento difensivo. Qua il fallo di squadra commesso dal Amatori Vascan Lodi. Le due squadre sono a 4 falli a testa. Diciamo che i numeri sono ancora bassi. Sì, pensavamo peggio all'inizio partita. Visto l'inizio certamente ci aspettavamo molto di peggio. No, beh, è calata molto l'intensità e anche il nervosismo, quindi adesso si gioca molto più serenamente. Adesso attenzione, intanto è Luzzi porta con Nakera che va a curare ancora la Veronica da parte di Luzzi. Non c'è una linea di passaggio se non quella di Angeletti che ora riceve la sua metà pista. Il suo Borsi con un rovescio addosso a Faccin, poi De Rinaldis è bravo in un tapino al volo su una palla vagante, Oca Compagno e poi c'è De Rinaldis che è mancino e quindi da quella parte non si passa. Un'altra azione, siamo entrati intanto nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. C'è il fallo per stecca alta qui commesso dal Amatori Vascan Lodi e può ripartire il Sardana per una delle ultime azioni di primo tempo. Eccolo che rinvia Simone Corona, la manda là davanti. Per il discorso falli c'è un aneddoto curioso, due squadre che hanno sempre commesso tanti falli nei loro incontri. L'anno scorso nella seconda gara di playoff in cui il Sardana vinse ai rigori per 5-3 dopo il pareggio del 2-2, ci furono in totale 30 falli, 17 commessi dal Sardana, 13 dall'Amatori Vascan Lodi, insomma niente male come numeri. No, È stata hanno fischiato anche le mosche. È stata un'altra grande occasione per il Sardana, tiro molto potente di De Rinaldis. 20 secondi e mezzo termine del primo tempo, siamo sull'1-0, partita tiratissima. Sì, Lodi non ha costruito tantissimo, ha preso due pali e si è visto annullare un gol, insomma, che non era chiarissimo. Sardana invece qualcosa in più ha fatto, soprattutto nella parte centrale di questo primo tempo. Adesso attenzione, Luzzi da lontano deve essere di Compagno e primo tempo che va, vediamo, a chiudere così, forse c'è uno spazio per un ultimo tiro. Ricordiamo che da quest'anno, anzi dall'anno scorso, non vale più il fischio arbitrale ma è la sirena a decretare la fine del tempo. Sirena che chiude così il primo tempo di gara tra Sardana e Lodi, 1-0 il risultato finora, una partita come ben dicevi estremamente intensa, due squadre che Sardana forse ha creato un pochino di più, non è riuscito a trovare quel guizzo finale, Lodi che comunque ha trovato quei pali e ha visto il gol annullato, sicuramente si aspetta un secondo tempo di livello. Diciamo che poi hanno saputo sopperire molto bene i ragazzi di Festa all'espulsione di Rubio, perché poteva essere una mazzata, è vero, ha preso due pali Giovannetti, però comunque i ragazzi come Tognaca e Angeletti, che solitamente non godono di ampi minutaggi, hanno fatto veramente bene.
poi non abbiamo più visto palle perse gratuite, insomma il finale del Sarzana fa promettere un secondo tempo sicuramente interessante. Ci rivediamo allora tra pochissimo, sempre qui al Palasport Giuliano Tori per il secondo tempo di questa terza giornata di campionato di Serie A1, Sarzana contro Lodi. A tra pochissimo.
Eccoci qui ben ricollegati al Palatori per Sarzana Lodi. Siamo sull'1-0 al termine del primo tempo. Lodi che è già rientrato in pista. Abbiamo visto un primo tempo dai ritmi molto intensi. Sì, non è mancata l'intensità, è stata comunque una bella partita, caratterizzata ma non condizionata dal rosso di Xavi Rubio, che adesso andremo a mostrarvi in un replay. Ci scusiamo, non siamo riusciti a darvelo live, però ve lo facciamo vedere ora, il fallo di reazione del catalano che in un contrasto con Fernandes. Adesso qui vedete, ecco il rallenti, c'è il contrasto tra i due. Il giocatore sarzanese si volta e vedete qui lascia cadere col polso la stecca. Io direi che questo a termini di regolamento non ha avuto dubbi l'arbitro, un fallo di reazione, un'ingenuità qui di Xavi Rubio che regala di fatto il gol, l'unico gol segnato qui di questa sera. Perfettamente ragione, è vero, ha trasformato il tiro diretto. Lodi che ha colpito due pali con Giovannetti, uno alla prima pallina toccata sulla destra e uno sulla sinistra, poi però per il resto il Sarzana ha giocato con una grande intensità. Abbiamo visto tanti minuti per Mirko Tognacca e per Angeletti, per Lorenzo Angeletti, che comunque hanno fatto molto bene, anzi soprattutto con Tognacca sono maturate un paio di occasioni importanti. Grimalt non ha fatto miracoli, ma si è trovato in un paio di situazioni con l'extra passaggio all'uomo libero. Partita apertissima, proprio perché comunque i rossoneri questa sera in maglia bianca hanno saputo reagire a quell'evento dannoso che è il cartellino rosso e che condiziona questa partita e condizionerà anche sicuramente almeno la prossima. Sì, come ben dici, certamente ammirevole il carattere della formazione di Mister Festa, specialmente nei più giovani, che ha saputo ben reagire a questo rosso. Partita che appunto rimane aperta anche grazie al risultato che rimane solo 1-0, solo un gol da recuperare per i rossoneri che eccoli ritornano in pista. Quintetto... Sì, intanto sulle altre piste un gol di Paolo con la Maria a 43 secondi dalla fine ha fatto sì che il Giovinazzo recuperasse il Novara, e quindi 3-3 tra AFP Giovinazzo e Azzurra Novara. Eccolo lì, bravissima la regia a metterci in sovraimpressione. Il Monza era passato in vantaggio con un gol di Bielsa e ha incassato il pareggio di Thiago Sanchez su rigore, e il Viareggio avanti 3-1 dopo aver vinto qui, cosa che non è per tutti, avanti 3-1 sul Sandrigo. Sì, un Viareggio che ha iniziato la stagione con una sconfitta pesante proprio contro il Lodi, cioè a dire un Lodi in forma, un Lodi forte, un Lodi rinforzato da compagno, e poi 3-1 a Sarzana e ora sta sul 3-1 in casa contro il Sandrigo. Insomma, una squadra che sta gestendo bene mister Cupisti. Beh, il Cupi è una garanzia, lo è stato anche qua quando ha allenato il Sarzana, negli anni in cui è stato allenatore dei rossoneri, e poi a Viareggio, voglio dire, è casa sua, nel senso, anche se lui è a Forte Marmino, ma insomma a Viareggio ha allenato e giocato nella parte conclusiva della sua luminosa carriera. Tanto le squadre sono in pista, i quintetti sono quelli iniziali per entrambe le squadre, salvo Xavi Rubio per l'espulsione al suo posto De Rinaldis nella formazione rossonera. Già fischiato l'arbitro, è cominciato ufficialmente il secondo tempo. A gestire la pallina il Sarzana con Ortiz là davanti, cessione per il Luzzi che è dietro la porta del Amatori Lodi. Ha un quintetto molto fisico Sergio Festa, perché insieme ai Giovannetti, Antonioni e Pablo Nácara, che comunque sono tre atleti che superano abbondantemente il 1,85 m, e quindi hanno davvero tanta fisicità. Occhio, bravo De Rinaldis che adesso arriva davanti a Grimalt, doppia ribattuta da parte di Valentin Grimalt, la prima palla gol è tutta di Francesco De Rinaldis. Grande occasione per il Sarzana, ancora una volta De Rinaldis non riesce a eseguire un tiro un po' più accattivante, diciamo. Era anche comunque schiacciato verso Grimalt, non aveva tanto spazio anche per fintare, poi Vale insomma è grosso di mole, è veramente difficile anche trovare un buco dove pensare, non mettere, ma pensare di mettere la pallina. Tanto continua il possesso palla dei rossoneri gestito da Capitan Borsi, su di lui però c'è il pressing di Naera. Ecco che continua il duello tra i due, si aggiunge anche Giovannetti. Alla fine arriva il fischio dell'arbitro, fallo commesso dalla Sarzana, può ripartire il Lodi.
Naera verso Compagno, prende velocità Francesco Compagno, suggerimento per Antonioni. Naera si torna da Compagno che ha difficoltà a stoppare questa pallina, il pressing di Ortiz riporta il Sardana sul possesso palla. Questa è la terza volta che in questa zona della pista, proprio qui sotto la telecamera, viene persa una pallina perché salta. Quindi ci deve essere davvero un dislivello in questa parte della pista, perché è accaduto 3 volte a ottimi trattatori di palla come Nájera, come Luzzi. Quindi è un fattore non casuale, è accaduto 3 volte. Sì, evidentemente è un fattore pista che mette in difficoltà i giocatori. Intanto contropiede del Lodi in superiorità numerica. Antonioni lasciato da solo contro Corona, un grande miracolo del numero 10 rossonero, salva il Sarzana ancora una volta. Che ha fatto una parata da Simone Corona, perché era un testa a testa, ha avuto il tempismo, l'uscita era sotterra, dicevo prima, è uno dei punti forti del portiere di casa, e qui davvero una grande occasione in campo aperto, forse è la prima in campo aperto dell'Amatori in tutta la partita. Sì, forse è l'occasione più eclatante dei giallorossi in tutta la gara, come ben dici. Simone Corona, che una volta disse in un'intervista: sono molto più forte in questi anni perché la squadra gioca come voglio io, mi fanno arrivare i tiri che voglio io. Qui il difensore si è portato sul secondo uomo, lui si è trovato l'uno contro uno e ha parato da Simone Corona, come ben dici. La crescita di Simone è evidente, e lui in nazionale è chiuso da mostri sacri. Comunque aveva prima Barozzi, Ignata, adesso è cresciuto Zampoli, c'è sempre Sgaria, la concorrenza, però a Montreux giustamente ha giocato anche lui perché si merita con lo spazio in azzurro e ha fatto bene Bertolucci a portarlo. È cresciuto, le vittorie, e poi le vittorie di questo Sarzana non sono solo la Coppa Italia, sono le finali di Coppe Europee giocate, le semifinali di playoff, e lui para come i grandi portieri. Quindi nel pacchetto Sarzana grande squadra, e c'è sicuramente una parte di Simone Corona e della sua crescita. Sicuramente. Tanto la pallina che ritorna in gioco, a gestirla il Lodi con Antonioni che non riesce a farla arrivare in mezzo all'area. Contropiede allora del Sarzana. Qui il Luzzi che non riesce a far arrivare la pallina a De Rinaldi. Contropiede dei giallorossi. Giovannetti in avanti per Compagno. Buon dribbling di Compagno, supera bene Borsi, scambio con Antonioni, ancora Compagno. Naera prende velocità, il numero 7 Naera, qui la respinta di Corona che con qualche difficoltà riesce a far ripartire i suoi. Si è avuto i riflessi pronti perché la pallina era carambolata sul corpo di Ortiz e poi l'ha respinta fuori, tra l'altro lasciando partire un mezzo sorriso là dietro la visiera in plexiglass. Ora è Lodi che così va a incasinare un angolino, poi Luzzi perde pallina. Non è un bel momento di match perché ci sono tante palle perse, sostanzialmente a quasi ogni azione, se ci fai caso, è una palla persa, e da lì è nato, attenzione, il terzo palo di Lorenzo Giovannetti. Terzo palo incredibile di Lorenzo Giovannetti. Sta per completare i 4 pali della pista. Stavo pensando che è tipo le figurine Panini, gli manca quello a sinistra di Corona, poi li ha battezzati tutti. Intanto Grimalt va a deviare. No, seriamente un'altra grande occasione di Giovannetti che si fa sentire là davanti, temibile sicuramente. Grandi azioni del Lodi terminate solo con un po' di sfortuna sul numero 4. Sì, 3 pali sono tanti. Sì. Tanto scadono i secondi per superare la metà campo per i rossoneri. Ripartirà il Lodi. Adesso bisogna vedere anche la gestione delle energie, no, di questo Sarzana, perché comunque Borsi e Luzzi hanno tanti minuti, ma cominciano già a essere tante anche le primavere sulle loro spalle, e quindi anche De Rinaldi lo stesso, insomma 36 anni, Francesco, devono anche un po' gestire. I ritmi in questo momento sono probabilmente la metà della parte iniziale della partita. Certo, avrà sicuramente più vantaggio nei prossimi minuti, che riuscirà a gestire meglio questo fattore. Tanto dall'altra parte ancora una palla persa, scadono i secondi per il Lodi, riparte là davanti il Sarzana. Tante imprecisioni. Questo secondo tempo è caratterizzato, questi primi 4 minuti e 45 sono volati via nel segno delle palle perse, dei 5 secondi, uno di qui, uno di là, in 2 azioni consecutive. Questo chiaramente non giova allo spettacolo e neanche al Sarzana, che comunque si deve recuperare un gol, ma non riesce neanche a ingranare, cercando di impostare azioni offensive efficaci, anche perché giocare contro la difesa schierata del Lodi non è niente di agevole.
Certo, il Lodi in questo secondo tempo ha sicuramente concesso di meno, nonostante anche nel primo comunque abbia concesso pochi spazi, sì, tante occasioni del Sarzana, ma se le ha create da zero, diciamo, la difesa del Lodi ha... Tutte frutte di ripartenza alla fine. Certo. Eccola la conclusione del Lodi, la posizione molto defilata, non va a buon fine, può ripartire il Sarzana con Ortiz tenuto lontano dalle zone pericolose qui da Francesco Compagno. Quello in precedenza era un passaggio secondo me di Giovannetti che gli è saltato sul bastone e gli è uscito male. Adesso è un altro 5 secondi alla metà pista e se non sbaglio è il secondo consecutivo delle azioni offensive dei Liguri. E quindi comunque sono già un fattore, perché è già passato un minuto e Sarzana non è riuscita a creare nulla in questi 5 minuti e 27 secondi. Ecco che riparte il Lodi dopo questa ennesima palla persa. Allora Giovannetti indietro per Naera, buon dribbling consentito dal blocco con Naera e il tiro potente di Giovannetti alto sopra la porta del Sarzana. A gestire la ripartenza c'è Borsi per il Luzzi. Ora buon gioco aereo di Borsi che forse ha colpito però con la mano per avanzare. Questa volta il fallo di squadra è commesso dal Lodi, già ripartito il Sarzana, però c'è Ortiz che è ancora a terra, eccolo che si rialza. Ripartenza del Lodi, Antonioni, si fa vedere là davanti Giovannetti ma non lo vede Antonioni. Altri 5 secondi difensivi, questo è il quarto delle ultime 6 azioni praticamente. Ed è passato un altro minuto, quindi qui siamo a non giocare e mancano 18:49. Chiaro che questo tipo di partita giova sicuramente al Lodi, che comunque ogni tanto vedi Giovannetti, piazza il suo tiro, prende il palo, crea comunque un pericolo. Dici che può Sarzana essere... invece dalle parti di Grimal fatica tremendamente a andare se la partita resta sotto ritmo. Poi è anche vero che comunque sempre per il classico discorso della coperta corta e anche, come dicevamo prima, le energie possono mancare. Attenzione, intanto Compagno va dall'altra parte, 2 contro 1, Compagno e Luzzi, grande difesa, ripartenza del Sarzana. Ripartenza in superiorità numerica del Sarzana che non termina bene per l'errore del passaggio di Ortiz, ma è già stato interrotto il contropiede da tutt'altra parte. Riparte allora il Sarzana con il possesso palla un po' più rallentato, forse ora incominciano ad ingranare di più le due squadre. Sì, se non si sbagliasse ogni passaggio o i 5 secondi difensivi magari si riesce anche a giocare a hockey. Eccolo ora Borsi tenuto lontano da Naera, fa arrivare questa palla là davanti verso Ortiz, su lui la marcatura pressante di Antonioni, allora si torna da Borsi in avanti per Mattugini, si fa vedere, bello questo scatto di Borsi, però non riceve bene il passaggio un po' troppo lungo di Mattugini. Sì, era un dai e vai a tutta pista, tra l'altro davvero lo sprint di Borsi è incomiabile. Adesso occhio a Compagno e Giovannetti, ora rientra anche il Luzzi che era praticamente dall'altra parte della pista, quindi difesa del Sarzana al completo. Lodi che forse gioca per la prima volta contro una difesa schierata, qui Mattugini e Antonioni, due si scontrano, passano nuovamente i 5 secondi e nuovamente Compagno non riesce a liberare da quella zona di pista e quindi punizione nel terzo offensivo del Sarzana. Qui il fallo è commesso dal Sarzana. Ha girato il fallo perché Mattugini non ha battuto, prima ha chiesto i 3 metri, poi Mattugini non ha battuto e poi Rago ha girato il fallo. In questo caso secondo me è un errore di Rago perché aveva chiesto i 3 metri sono stati dati, poi Rago all'improvviso ha girato il fallo e l'ha dato a favore del Lodi, però secondo me prima andava rispettati proprio i 3 metri che lui stesso aveva chiesto. Comunque punizione per il Lodi nell'angolo e palla già recuperata dal Sarzana. Grande intervento là davanti di Mattugini che fa ripartire il contropiede sarzanese. Ora Borsi per il Luzzi, là davanti cerca di farsi vedere Mattugini, eccolo che riceve pallina. Difesa del Lodi che però ora è a tutto campo, concede veramente poco. Il tiro di Luzzi che termina sulle gambe di Nadini, il contropiede del Lodi, il tiro, con il tiro proprio di Nadini che ha ben recuperato la pallina. Un altro intervento a salvare il Sarzana, Simone Corona.
Sì, Nadini è dato un tiro di polso abbastanza morbido, quindi facilmente intercettabile, gli è rimasta un po' sotto probabilmente la pallina, però era un bel contropiede, quella era un'azione pericolosa dei giallorossi che ora ripartono con Nakara davanti a sé De Rinaldis, poi Borgi su Checco Compagno, ancora Nakara e Compagno, Nadini chiamato anche a dare più profondità all'azione del Lodi, ora Nakara per Antonioni, si va adesso da Nadini. Se ne sono già dati 9 minuti, siamo sempre 1-0 ed è finora decisivo, è dato blocco e il movimento fischiato a Morgan Antonioni. Dicevo decisivo finora l'espulsione di Rubio e il conseguente tiro diretto trasformato da Checco Compagno. Ora 16-10 alla fine. 16-10 ancora sul 1-0 come ben dici. Partita continua ad essere tiratissima, in questo secondo tempo probabilmente ha creato di più il Lodi, si è dimostrato più pericoloso, il Sardana là davanti si è fatto sentire raramente in maniera minacciosa, ecco l'azione del Sardana in superiorità numerica là davanti, però non riesce a trovare un tiro pulito, ripartenza allora del Lodi con Antonioni, qui a interrompere il passaggio è Corona, che però con la stecca è fuori dall'area. C'è l'interruzione per sistemare le condizioni del casco del portiere sardanese. Intanto sulle altre piste il Monza è passato in vantaggio sul Valdagno con la doppietta di Bielsa e il CGC è sempre 3-1 sul Sandrigo, mentre Giovinazzo e Novara hanno pareggiato 3-3. Certamente un inaspettato 2-1 del Monza su un Valdagno che ha iniziato la stagione in estrema forma. Sì, poi ha piegato 7-4 Follonica, vabbè era 5-4 fino a un poco dalla fine, 2 gol in empty net, e invece il Monza ha iniziato veramente bene perché poi ha vinto molto bene a Sandrigo, ha pareggiato con Sarzana, insomma la squadra di Jacquard è giovanissima, senza anche Pesavento tra l'altro, ha dimostrato comunque l'allenatore argentino è un signor allenatore, insomma se alleni al Porto vuol dire che sei veramente bravo. Attenzione intanto il rovescio di Ortiz, la prima forse vera parata di Grimaldi in questo secondo tempo, la prima vera parata insomma da qualche minuto a questa parte. Sì, un gran bel tiro qua dell'argentino Ortiz, trova un prontissimo Grimalt, eccolo però Ortiz che continua il suo possesso palla là davanti dentro l'area, un tiro di taglio qua verso la porta lodigiana, un'altra volta salvata dal suo capitano Grimalt, tra il contropiede del Lodi gestito da Antonioni, dall'altra parte per Fernandez, torna da Compagno, il blocco di Antonioni consente a Compagno di proseguire la sua corsa, ecco che si torna da Antonioni, Fernandez, Nadini, ancora Fernandez, difesa molto chiusa qui del Sardana in questo frangente, non vuole consentire passaggi pericolosi in mezzo evidentemente. Sì, anche il Lodi che non riesce a trovare esatto le geometrie e il timing corretto per battere la difesa rossonera. Adesso se ne sono già dati 10 minuti e mezzo, certo l'1-0 è poca roba perché davvero manca ancora tantissimo, però è una partita sotto ritmo in cui ci sono poche occasioni da gol, insomma capitalizzarle per uno o per l'altra è davvero complicato. Sì, diciamo che ogni occasione può essere determinante, almeno finora. Passaggio lunghissimo per De Rinaldis che cade a terra, fallo di squadra commesso da Compagno, porta il Lodi a 8 falli di squadra, numero che inizia a essere sì, molto interessante. Sì, ecco, 8 ti concede ancora un fallo prima di avere la spada di Daocle sulla testa e quindi è una situazione psicologica anche differente, cioè puoi difendere quando arrivi a 9, difendi in una maniera differente, più pulita rispetto a quando non sei a 6-7 falli, adesso 8 hai davvero solo un jolly ancora da giocarti. Intanto Checco Compagno che va di là, salta De Rinaldis, ma arriva molto bene Ortiz, è già un 3 contro 4 perché era già rientrata la difesa giallorossa che fondamentalmente non lascia mai spazio ai contropiedi del Sarzana. Anche qui il rientro difensivo è stato repentino, qui Fernandez bravo, Matugini e De Rinaldis, ancora De Rinaldis,
qui si mette in proprio, cerca una girata, Antonioni libera e poi va a subire il fallo commesso da Francesco De Rinaldis. Bello il movimento di De Rinaldis nell'ultima azione, si muove bene però non controlla con abbastanza... Si è schiacciato troppo. Sì, si è schiacciato un po' troppo sulla difesa evidentemente. Azione che termina con un nulla di fatto, tanto riparte il Lodi. Molte delle sue azioni, delle azioni del Lodi partono da compagno là in fondo, che gestisce un po' la squadra forse, no? Chiaro come Bresciani gli abbia dato anche le chiavi della squadra, questo è ovvio. Chiavi di una squadra che è dettamente già collaudata, quindi insomma è un lavoro abbastanza agevole quello di Checco con questo Amatori. Ora De Rinaldis, ma è già lì pronto Grimalt a chiudere il primo palo e Lodi che prova ad andare di là, adesso per forza il Sarzana deve venire a pressare alto. Qui compagno per Nadini, dare un po' di profondità, Borsi su di lui, raddoppia Ortiz, esce Nadini, palla però che viene recuperata dal raddoppio difensivo dell'argentino e dunque Sarzana che a 12:43 un quarto di partita a disposizione per metterla in pari e arriva il rovescio sotto l'incrocio, la messa dentro Facundo Ortiz, 12 minuti 39 secondi dal termine, un tiro potentissimo dell'argentino, la riapre lui con il 78 sulla maglia, Facundo Ortiz, 1-1. Gol così identico, l'ha fatto identico Alessandro Verona oggi pomeriggio a Leonardo Barozzi in Sporting Lisbona, Sporting Portugal Follonica, un rovescio sotto l'incrocio, identico a questo. Trovare buco a Grimaldo non è facile in questo caso. Non è per niente facile sicuramente. Se si potesse rivedere il gol di Ortiz che si allarga bene, tanto le squadre sono interrotte dal time out chiamato dalla Sarzana, eccola la rete con Ortiz che si allarga tantissimo, Nadini si abbassa per andare con la stecca davanti al tiro, ma va proprio tra il guantone e il casco. Tiro... Sono voluti 3/4 di partita per vedere un gol su azione. In effetti sì. Questo fa anche capire quanto si conoscano bene le due squadre, quanto si temano anche, se vogliamo, quanto sia stata tirata la partita. Bravo, quanto sia stata preparata sia da Festa che da Bresciani, perché sono due che fanno anche video, che ci lavorano nei dettagli e lo si vede, poi si è visto nel corso della partita, cioè, poi è partito è andato a scomparire quel nervosismo che un po' aveva caratterizzato l'inizio e si è giocato molto di più. Adesso dunque 1-1, Sarzana che l'ha rimessa in pari e Lodi che deve rifare tutto. Lodi che ha tutto da rifare adesso, vantaggio svanito a 12 minuti e 40, eccolo che torna il vantaggio, come non detto, 20 secondi, poco meno per la risposta dell'Amatori Basken Lodi, la messa dentro Faccin. Qui l'assist da fondo pista è stato un passaggio, eccolo qua, quando si parla di timing e di geometria, adesso rivediamo, gira Fernandez, qui è stato dimenticato, probabilmente Borsi che lo doveva curare, sì, era di Borsi, che poi si è andato a preoccupare di Nadini in mezzo all'area, ma mancata comunicazione difensiva, il tiro al volo di Faccini che sbarcato da lì raramente sbaglia e se non sbaglio è il 10° gol segnato contro il Sarzana, se non sbaglio questo, da parte di Faccini. Vai, adesso ti do conferma. Tanto la pallina a metà campo. Sì, è il 10° gol segnato contro il Sarzana, Faccini, insomma, una delle vittime predilette, ma insomma Ale è un giocatore di altissimo livello, il numero 5, forse a volte meno appariscente di ciò che è, resta il fatto che il Sarzana comunque è davvero una partita in cui deve mostrare il proprio carattere, perché ha reagito all'espulsione di Rubio, ha trovato l'1-1, non ha fatto in tempo a dire abbiamo pareggiato, che già si è trovato sotto, quindi tutto da rifare, l'abbiamo detto prima per il Lodi, in questo caso tutto da rifare per la formazione di Sergio Festa, che comunque ora si trova a difendere Nájera, raddoppio di Ortiz e poi Faccini per Nadini, fa un fallo fischiato da De Palma, che comunque io non l'ho mai visto arbitrare dal vero in Serie 1,
mi sembra che abbia comunque del carattere, l'ho visto anche prima parlare del volto ai giocatori, perché ha spostato la porta, glielo sta spiegando. Tanto quindi time out, stavolta chiamato da Lodi. Arbitri che invitano alla calma la formazione lodigiana anche dalla panchina. Ma Rago ormai ha esperienza, è un arbitro internazionale e poi sa parlare con i giocatori, comunque è una persona a modo, è uno comunque gli arbitri migliori che abbiamo in Serie A e ha ormai tantissime, io penso qualche centinaio di partite alle spalle, quindi ci mancherebbe altro, aveva arbitrato Bresciani almeno 50 volte, voglio dire, quindi 50 no, ma forse quasi. In questo caso ha spostato la porta e quindi ha fischiato per quello. E poi ci sta, perché quando segni un gol con la porta spostata le polemiche dopo arrivano. Diventa Quindi difficile poi. sempre pensare a quello sarà poi il risultato del fischio fatto. Ecco che suona la sirena, richiamati in pista i quintetti delle due squadre con formazione invariata per il Lodi se non erro, mentre sostituzione per il Sardana, rientra Lorenzo Angeletti. Evidentemente ha lasciato soddisfatto il mister della prestazione nel primo tempo. Classe 2006 Lorenzo Angeletti. Sì, tra l'altro ha preferito delle rotazioni anche a Tognacca in questo caso, comunque Mirko Tognacca ha più esperienza di Angeletti e invece lo ha preferito. Adesso intanto il Luzzi che perde la stecca, la recupera e quindi perde anche i 5 secondi difensivi. E Lodi che torna con un possesso agevole a 11-23 dalla fine. Può ripartire allora l'Amatori Vascan Lodi da posizione nella tre quarti. Ecco che viene restituita la pallina in pista. Ultimi chiarimenti tra il direttore di gara e la panchina del Sardana. Sulla pallina c'è Faccin, eccolo che fa ripartire il gioco. Scatto di Fernandez, è velocissimo su di lui la marcatura di Angeletti. Ripartenza ecco del Sardana, Mattugini che sbaglia qua il passaggio di ripartenza per Borsi. Ripartenza allora del Lodi, Fernandez che taglia tutta l'area per arrivare da Nadini. Non arriva però in tempo il 44 lodigiano. Qui non mantiene bene l'equilibrio Angeletti, ripartenza del Lodi, un altro grande palo dei giallorossi, incredibile. Mattugini là davanti, troppo alta questa pallina, incredibile. Che grande azione anche qua del Sardana. Sì, poi due fiammate così che hanno risvegliato il match. Qui Grimalta era un po' fuori posizione, ottima l'idea di Mattugini anche di, anziché fare il gancio, di provare a fare lo scavetto, in quel caso la palla è stata fuori di poco. Lodi al quarto ferro della partita. Questa volta però non è Giovannetti. Questa volta non è Giovannetti. È stato portoghese, ora Nadini proprio per Fernandes e Lodi che fa possesso, rovescio da lontanissimo, la pallina viene deviata da Mattugini, la palla colpisce la struttura e quindi punizione per i giallorossi nel vertice offensivo d'attacco sul lato destro a 10-17 dalla fine di questa partita. 10-17 la pallina rimessa in gioco dai giallorossi. Eccolo una era all'indietro verso Fernandez, finta il tiro Fernandez, su di lui la copertura di Luzzi che recupera bene, fa ripartire il Sardana, Borsi che non controlla bene la pallina. Contropiede allora del Lodi con Faccin, interrotto bene il passaggio di Faccin dai Luzzi che con una bella giocata si propone in avanti, palla in mezzo per Mattugini, eccola un'altra occasione per Mattugini ma si fionda su di lui Faccin. Altra occasione sfumata per il Sardana. Un'altra occasione per i rossoneri, qua il tiro di Borsi con deviazione di Mattugini, troppo lontano dalla porta. Sì, deviazione è stata proprio davanti a Grimalta, pericolosa. Adesso invece recupera proprio Nakara che prova, eccolo qua il suo cambio di velocità, salta praticamente tutti e prende un colpo sul bastone. Attenzione. Ancora una volta Faccin da quella posizione. Ancora una volta Faccin da quella posizione che si rende pericolosissimo per il Sardana. Sardana che rischiera Tognacca, in pista i due classi rispettivamente 2005 e 2006, Tognacca e Angeletti, certo per dare fiato ai meno giovani, ma anche perché evidentemente Festa si fida dei due giocatori. È questo momento in cui l'assenza di Rubio è pesante, anche perché devi rimontare un 2-1
i minuti sono sempre meno, ma ne mancano ancora tantissimi, 9-18 alla fine, mentre c'è proprio Fernandez che va a spendere un fallo di squadra ed è l'8º contro i giallorossi, e quindi non erano a 8. Qui la lotta tra Fernandez e Illuzzi. Illuzzi che fa sfilare la pallina fuori dall'area del Lodi, però sono i giallorossi a recuperarla. Allora Fernandez, tanto il gioco non si ferma, ma viene chiamato l'8º fallo di squadra per il Sarzana, che si porta in pari insieme al Lodi. Lodi che gestisce questa pallina, Faccin in avanti per Nadini, il tiro di Nadini con no look, non trova però la porta. Pallina che finisce alta. Ancora un fallo spendibile da parte delle due squadre, prima della spada di Damol che del nono fallo. Ora Tognacca che punta Nakera, va da Borsi e poi c'è il Luzzi qui, ma viene servito l'appoggio, e questa è una grande azione offensiva del Sarzana. Bellissima occasione e rigore. Bellissima occasione, c'è da dire, passaggi velocissimi, il Luzzi che è creata con Angeletti e Tognacca. Con Angeletti e Tognacca lì a fare da ultimo uomo. Bella occasione del Sarzana. Qua sì, perché poi c'è stato il timing di uscita del blocco, il passaggio per Scelluzzi, la palla in mezzo con veramente un timing perfetto. E dunque dai 5:40 è Capitan Borsi contro l'altro capitano, Vale Grimaldi. Grande occasione per il Sarzana di tornare a una cercatissima, ambitissima parità. Il duello tra i due capitani, Davide Borsi contro Valentin Grimalt, entrambi classe 89. Grimalt per salvare la sua squadra, Borsi per riportare i suoi in partita. Si propone con il piatto in attesa dell'ok del portiere e del fischio del giudice di gara. Fischio dell'arbitro, carica, tira e parata di Valentin Grimalt, che però è uscito dalla lunetta evidentemente, quindi ammonizione verbale dell'arbitro. Sì, gli ha detto proprio guarda doveri. Sembra che sia uscito dalla lunetta, quindi sbaglia il rigore Borsi, ma c'è da dire che poi le finte comunque attirano proprio il portiere, no? Certo, di fatto ha parato il rigore, poi quindi si rifà. Eccolo per ribattere Davide Borsi, sempre con il piatto sotto la curva del Lodi, carica il piatto, palo pieno, clamoroso palo di Davide Borsi, nulla di fatto per il Sarzana. E dunque il Sarzana che spreca l'occasione di trovare il 2-2, che era nata veramente da una gran bella occasione. Qui c'è il tocco di Fernandez e Tognacca che sembrava quasi aver subito fallo e invece poi lo va a commettere lui, respingendo una pallina nell'angolo dall'altra parte, quindi compiendo il fatidico non fallo per i liguri. Qui intanto cade Tognacca, attenzione, poi Fernandez viene agganciato da Borsi, palla pericolosamente in tribuna. Richiamato in panchina del Sarzana qui Angeletti, allora rientra in pista Facundo Ortiz, autore, ricordiamo, del unico gol segnato del Sarzana. Intanto rivediamo il rigore sbagliato dal capitano Borsi, palo pieno, sfortunato qui il capitano. Sì, forse Ortiz è quello con le maggiori velleità offensive, no? Quello diciamo più tra virgolette attaccante, anche se Tognacca comunque è attaccante come. Ora Fernandez sulla laterale di destra va dentro e sulla respinta si trova ancora Checco Compagno proprio per Nakera, stanno per scadere in 45 secondi. Il Sarzana che riparte Bene il Sarzana, alza schiaccia di Borsi, supera bene Naera, non riesce però a trovarsi nella situazione ideale per concludere. Allora termina la pista, può ripartire il Lodi, grande alza e schiaccia di Naera che sdraia Simone Corona, non riesce però anche lui questa volta dall'altra parte a concludere. Ancora il possesso palla di Naera, Teria Fernandez, ora Compagno davanti per Faccin, torna da Naera, palla lunga per
Compagno si mette in mezzo bene Borsi che manda in avanti Illuzzi, non stoppa bene però qui Domenico Illuzzi, recuperata subito la pallina da Lodi. Orale Faccin che porta su i giallorossi, palla per Compagno, c'è Nájera e nell'angolo dietro porta invece adesso il portoghese Fernandez che riceve e poi cerca un dai e vai, poi Faccin manca la pallina e colpisce la stecca dell'avversario, ma ancora Nájera dietro porta, Borsi con un grande intervento difensivo e dunque il Sarzana può andare di là, occhio perché è un 4 contro 3. Superiorità numerica del Sarzana gestita da Ortiz che ancora una volta subisce un colpo in piena testa. È il secondo in questa partita, chiamato subito il supporto medico da fuori. Non c'è l'irregolarità, però l'arbitro insiste nel chiamare il medico perché si ranzola a terra Ortiz. Ancora non è in pista il medico. Rivisto qua. Sembra che abbia battuto per terra forse la testa. Sì, però non mi sembra ci sia fallo. No, non credo che ci sia il fallo, però No, sul colpo in testa non c'è dubbio. Volevo vedere se non ci fosse un'azione, non fosse stata viziata da azione fallosa. Certo, sfortunato Ortiz stasera. sì, sfortunato, secondo colpo in testa in questa partita, costretto al ghiaccio sulla nuca. Sì, ma poi sempre lì. Sì, sempre lì sul limite dell'area. No, sempre lì sulla nuca. Ah beh, sì. Sì, ha piscato una gran capocciata, mamma mia. Sì. Poi era proprio lanciato. Lo scontro con Fernandez l'ha visto proprio volare a terra. Poi avrà già avuto già la botta di prima e quindi Ecco che si rialza fortunatamente. Speriamo nulla di grave ovviamente per Ortiz. tra l'altro comunque a parte il gol a livello offensivo forse è l'uomo più prezioso, no? Sicuramente in questo momento è quello che si è reso più pericoloso per la formazione di Festa, con i suoi scatti, velocissimo là davanti, senza considerare il gol poi. Dunque 6-0-9, si ripartirà penso con una punizione per il Lodi se non sbaglio. Sì. Sembra che si ripartirà sì dal possesso palla lodigiano, tanto quindi costretto a uscire Ortiz. Quintetto di grande esperienza comunque con Borsi, Luzzi, De Rinaldis e Mattugini, dall'altra parte Antonioni con Nájera, Compagno e Faccin. Faccin là davanti in cerca di un rimpallo per la doppietta personale. Eccolo il suggerimento per lui. Facciamo vedere là davanti ora Compagno. Antonioni verso Nájera che al volo cerca Faccin, ma buono l'intervento difensivo di Borsi che fa ripartire il Sarzana. Ripartenza del Lodi. Faccin, grande l'alza e schiaccia dal limite dell'area, però un miracoloso Corona ancora una volta salva il Sarzana. Sì, prima anche Mattugini è dato un passo dal gol perché è rimasto con la pallina sul secondo palo e non è riuscito a insaccarla e dunque tagliato fuori dall'intervento difensivo. E dunque adesso ultimi 5-26, punizione per il Lodi. Lodi che deve aspettare il fischio dell'arbitro evidentemente per sì. ripartire. Poi sotto qui il pubblico a casa non vedeva, c'erano delle discussioni. Dunque chiama i 3 metri Rago e dunque si riparte, punizione per il Lodi. Punizione per il Lodi, ecco già battuto Antonioni che sbaglia il suggerimento di partenza del Sarzana. De Rinaldis che non riesce a concludere bene su
Grimalt stoppa bene la pallina del portiere argentino, un'altra grande occasione sfumata dal Sardana. Sì, questa è la seconda consecutiva, perché anche prima con Mattugini sul secondo palo, ora Sardana che riesce ad arrivare con continuità anche dalle parti di Grimalt, davvero vicinissima al 2-2. Qui Nájera, Compagno e Antonioni, prova a ripartire il Lodi, pressione chiaramente alta quella del Sardana, ancora Faccin che dà tanta profondità ai giallorossi e porta via sempre tanti metri di pista. Ora in questo momento davvero poi il faro Faccini in quella zona nevralgica della pista, eccolo là alle prese con De Rinaldis, i liguri che tornano in possesso di pallina, 4,50 alla fine. Eccolo De Rinaldis che conduce il contropiede sardanese, gestione ai Luzzi, ora Borsi, pressing molto alto in questo frangente del Lodi, il tiro da fuori De Rinaldis, però c'è la difesa a controbattere, ripartenza ora del Lodi con il dribbling di Nájera che però si conclude sui gambali di Corona. Allora a un altro contropiede del Sardana, Borsi per il Luzzi che però non controlla bene la pallina. Sì, si conclude sui gambali di Corona perché Simone ha fatto un'altra grande parata, perché quel testa a testa ha aspettato un attimo a cadere ed è riuscito a chiudere quella parte di pista. Poi Nájera lo conosce bene e invece è stato molto bravo qui Corona a tenere in partita ancora il Sardana. Eccolo il Lodi che prosegue con il suo possesso palla, là davanti Compagno infastidito da Borsi, ancora il possesso palla di Checco Compagno, cessione per Antonioni, scivola dietro di lui intanto Mattugini, il tiro al volo ancora una volta di Faccin, però la parata di Corona, il tiro da lontanissimo di Mattugini che però non trova la porta lodigiana. Lodi che ora può ripartire con molta calma. Ora è Checco Compagno che prova a tenere sulla squadra Antonioni, sempre Faccin a fare il lavoro in alto nella zona offensiva e tenere impegnato Mattugini lontano dalla metapista, quindi Compagno sempre Nájera, ora taglia Compagno, sale Faccin ma legge tutto molto bene il Luzzi, recupera e Sardana può andare di là, ma la misura del passaggio è errata e anche la stanchezza può essere un fattore per Domenico, comunque ha davvero corso quasi tutta partita. Certo, stanchezza fattore fondamentale di questa partita, specie per gli uomini di Sergio Festa che evidentemente ha voluto tenere nella metà della partita i due più giovani per consentire ai meno giovani, ai giocatori più di esperienza di fare i minuti finali. Bravissimo, certo che però certo. 50 minuti così con un uomo in meno si fanno sicuramente sentire. Hai perfettamente ragione, certo i ragazzi sono stati messi lì, attenzione, intanto Antonioni, Corona, bravo, può andare di là, De Rinaldis, ora il Luzzi, ecco in questi momenti magari si sente la mancanza di Ortiz anche, sia di Rubio ma di Ortiz che è fuori per infortunio, quindi Sardana comunque davvero sfortunato in questo frangente. Qua il Luzzi, Compagno lo chiude, attenzione, fallo di squadra. Fallo di squadra numero 9 del Lodi. E time out, quindi siamo 9 pari, 9 pari per i falli di squadra, sì. 134 secondi alla fine, 9 pari falli di squadra. Tanto appena chiamato il terzo time out. Intanto sulle altre piste il Monza ha pareggiato col Valdagno 3-3, tripletta di Bielsa per i Brianzoli, ancora imbattuti Viareggio 5, Sandrigo 2 e poi ricordiamo anche Giovinazzo Novara 3-3. Questo sarà un campionato combattutissimo, non c'è veramente una squadra inferiore alle altre. Assolutamente, anche i risultati di stasera sono davvero invitanti e sicuramente partite degne di essere guardate, come questa dall'altro canto, 2-1, finora una grande partita estremamente tirata, solo 3 reti ma l'intensità è stata clamorosa. Assolutamente, e adesso ci aspettano 2 minuti e 14, tra l'altro con 2 squadre a 9 falli, quindi abbiamo del thrilling in un finale che sarà combattutissimo come dicevi tu. Certamente 2 minuti e 14 che saranno i più lunghi di tutta la partita. E anche il time out è quello più lungo della partita perché sono praticamente fermi da 2 minuti e quindi non ho capito se c'è stato un doppio time out, ma è tantissimo che le squadre sono lì e infatti sono andate sia De Palma che Rago a chiamare i giocatori in pista. Si riparte, 9 falli pari e per questo finale interessante più che mai. Sulla pallina appena rientrato Ortiz,
Là davanti cerca di farsi vedere De Rinaldis. Squadra molto larga quella di Sergio Festa in questo frangente per destabilizzare la difesa giallorossa. Vediamo come agirà il Sarzana in questa occasione. Ecco 3 metri che vengono concessi, si attende il fischio dell'arbitro. Ecco il tiro di Borsi direttamente sui pattini di Faccin, però il possesso palla è ancora sardanese. Borsi è lì dietro per Ortiz, che però scivola e non riesce a controllare bene. Tira per far arrivare la pallina là davanti verso Domenico Illuzzi, però a rubare pallina Naera. Ripartenza però del Sarzana. Ortiz al volo, Borsi, ancora Ortiz che si schianta su Grimalt. Il gioco però prosegue dall'altra parte, quindi non fermano i due arbitri. Nahera. Comunque l'ingresso di Ortiz si è sentito, la prima pallina, occasione, e Grimalt ha dovuto fare una parata, quindi davvero sfortunato il Sarzana a non averlo tanto in pista. Si è sentito alla grande, un Sarzana che è ripartita veramente con un'altra marcia, e di tutta risposta anche il Lodi. Qua grande palla verso Compagno che però non riesce a stoppare bene. Dall'altra parte ora il Sarzana tenta il suggerimento verso Borsi che però non stoppa bene, un'altra palla persa. Allora il Lodi che la manda là davanti verso Compagno, ma c'è la ripartenza del Sarzana. Ultimo minuto, entra il quinto di movimento, no mi correggo, torna in porta Corona, non può entrare il quinto di movimento rosso-nero. 59 secondi al termine, Lodi che deve solo tenerla là davanti, Sarzana che deve assolutamente tentare il tutto per tutto in questi ultimi secondi. Recupera palla del Sarzana, lo scatto di Corona per far entrare il quinto uomo. 44 secondi al termine, Illuzzi. Sono larghissimi gli uomini di Sergio Festa. È entrato Mattugini che si fa vedere davanti a Grimalt. Pallina verso De Rinaldis, ora Illuzzi, si fa vedere Borsi, eccolo che riceve. Larghissimo il Sarzana in questo frangente, mancano meno di 25 secondi. In cerca del 2-2, Illuzzi, ora Borsi, il tiro di Borsi, scusate, un passaggio là davanti verso Mattugini, manca lo spiraglio giusto, 15 secondi, Illuzzi, deviata qui, non trova la porta questo tiro di Illuzzi. Palata del Lodi, qua ora c'è il fallo di Grimalt che con la stecca colpisce la pallina fuori dall'area. Già battuto dal Sarzana, Borsi! Gran tiro, un po' centrale forse. 2 secondi al termine dell'incontro. C'è un'altra parata di Grimalt, risultato che resta fermo sul 2-1. Beh, non si può dire che non ci abbia provato il Sarzana in tutti i modi a riprendersi in questa partita. In tutti i modi, anche con 5 uomini di movimento, non riesce il Sarzana. Ora il tutto per tutto in questi ultimi 2 secondi. Ingaggia 2 vinto dal Lodi. Fischio dell'arbitro, però le scintille che continuano tra Naera e Mattugini. L'arbitro che ha qualcosa da dire evidentemente, però il triplice fischio c'è già stato. Eccolo che estrae un cartellino e rosso. Cartellino rosso per Naera. A partita finita, Mattugini che lamenta un colpo subito in pieno volto. Direi che è andata bene a Lodi che era già suonata la sirena. Sì, certo. Partita che inizia con le scintille, con un rosso e allo stesso modo finisce. Risultato che però è 2-1 per gli ospiti di questa sera. Amatori Vasken Lodi che si porta a 6 punti in classifica. Sarzana che rimane a 1 punto dopo la seconda sconfitta consecutiva. Lodi che comunque ha giocato una buona partita, nel senso che intanto sul tabellone è evidente è scritto 1-3, ma in realtà è scritto 1-3, però il risultato corretto è 1-2. Intanto è solo un rifuso grafico. Lodi che comunque l'ha vinta mostrando secondo me Lorenzo più personalità del Sarzana, anche il fatto di trovare subito il gol con un'azione tra l'altro mai provata, perché un'uscita da dietro porta, anche se c'è stato quell'infortunio difensivo, no? Da parte della difesa ligure che ha lasciato sbarcato tra l'altro il nemico pubblico numero 1 come Faccin, però Lodi che per certi versi soprattutto nel primo tempo ha mostrato maggiore personalità, insomma è una squadra così forse sicuramente più collaudata rispetto a questa Sarzana, a cui bisogna fare un enorme applauso, perché senza Xavi Rubio ha fatto comunque una signora partita, arrivando quasi a pareggiarla. Sì, c'è da dire, il Sarzana ha creato tanto nel primo tempo,
dopo il gol subito anche nel secondo si era dato tanto da fare. I gol su azione sono stati 2, grossa anzi ingenuità di Xavi Rubio, che regala l'unico gol segnato nel primo tempo. Nel complesso la partita è stata bella, molto bella e molto combattuta. Sì, come sempre su questa pista non ho mai visto una partita non combattuta. Questo penso che sia anche l'animo di tutte e due le squadre, quello dei liguri lo conosciamo, e Lodi resta sempre una squadra che ha quel vantaggio di essere la stessa da ormai 3 stagioni e quindi gioca un po' anche a memoria, anche perché comunque venire a vincere su questa pista non è mai affare semplice e non lo sarà per nessuno, anche se quest'anno 2 partite in casa di 0 punti è davvero una sorpresa. Sì, davvero una sorpresa. Sarzana che cercherà i primi 3 punti stagionali, la prima vittoria stagionale a Sandrigo la settimana prossima. Lodi che invece dovrà giocare la prossima giornata in casa contro il Giovinazzo, però la prossima partita di fatto sarà contro il Novara, sì, rimandata al 30 ottobre. Mercoledì c'è il recupero, è disponibile la pista di Lodi e quindi si giocherà un Lodi Novara, anche se è l'azzurra, comunque uno dei classici storici dell'hockey. Un grande classico. Qui da Palasport Giuliano Tori credo che sia tutto. Ti ringrazio per essere stato con noi, Paolo. Grazie Lorenzo dell'invito, è stato un piacere enorme, insomma ci siamo catapultati dal mondiale a questo Sarzana Lodi. Piacere immenso tutto mio. Un saluto a tutti, grazie anche a voi per averci seguiti, buona serata a tutti. Alla prossima.